Allora, riprendo uno slogan a noi molto caro che è Treviso città aperta. Questo significa aprire la città e in particolare il centro storico sui quartieri. Cioè Treviso non è solo centro storico, ma è soprattutto le 70.000 persone che vivono nei quartieri che ruotano intorno alle mura. Per fare questo, e quindi i problemi non ci sono solo nel centro storico, ci sono anche nei quartieri. Se in questi giorni o qualcuno di voi è passato o vive nei quartieri tra Santabona, Monigo, San Paolo, San Liberale, non vedrà altro che erboni alti così su rotonde, giardini pubblici, ovunque, negli spazi traffici, cioè una cosa orribile, cioè sembra una città fantasma abbandonata, sembra che lì non abita nessuno, sembra che non esista proprio l'amministrazione comunale. Ecco, io nel dire che non ci sono solo i buchi neri abbandonati in città, esiste anche l'abbandono quando non si curano le aree di pertinenza comunali e non si dà quindi la sensazione di abitare in una città curata. Quindi per quanto riguarda, credo che l'importante per Treviso sia fare in modo che la città sia appetibile per i trevigiani, come dicevo prima, anche per nuove persone che arrivino a Treviso, che trovino questa città veramente il posto ideale dove portare la propria famiglia, far crescere i propri figli, passare insomma la propria vita qui in questa comunità. Io, se penso che qualcuno di noi o qualcuno di fuori, no, in queste settimane sia andato a vedere di comprare casa appunto a Santabona, San Liberale e si è visto gli erboni alti così, credo che l'immagine di Treviso in quelle zone sia stata veramente di quartieri degradati. Quindi ecco perché forse ci troviamo i buchi neri, perché è una città che in molte zone non riesce a essere ospitale, non solo nel centro storico. Guardiamo Prato della Fiera. Prato della Fiera è una cosa che mi toglie il cuore, cioè mi toglie il fiato. È una cosa devastante, è un grido di dolore impressionante vedere uno spazio del genere col cemento rotto, con i sassi, con gli erboni, dove c'è spazio la sera, cioè come possono le famiglie intorno là aver investito o portare a crescere i propri figli intorno a una zona del genere, o passeggiare lungo la Restera, che è anche lì una zona non curata quanto meriterebbe la Restera, con edifici abbandonati, muri sporchi, zone di degrado, zone in cui a volte la sera io stessa non mi sento sicura ad andare a correre in quella zona là. Quindi quello il programma nostro punta a riportare valore a Treviso. Credo tantissimo sul fatto che una città è viva, è ricca, è felice se i propri cittadini qui producono reddito, producono valore, producono benessere. Quindi, come ho detto, l'amministrazione comunale deve scendere in campo e produrre valore, fare in modo che tutti si attivi un circolo virtuoso di crescita economica. Chiudo dicendo che un altro spazio, un buco nero che spesso non è citato, ad esempio, è anche l'ex Dogana, un'altra zona bellissima di Treviso che merita di essere, che deve anche questa giocare un ruolo in favore della città, magari dotandola di strutture per grossi eventi internazionali. Quindi abbiamo tantissimo da fare per Treviso, per farla crescere e ritornare una città ricca, bella e felice. Adesso diamo